Oltre 70 sindaci da mezzo Veneto, esponenti di provincia e regione, per rendere omaggio alle spoglie di Papa Sarto nel santuario di Cendrole di Riese Pio X. La partenza dal municipio di Riese in testa ai gonfaloni di tutti i comuni presenti e poi gli amministratori e le amministratrici uniti in un pellegrinaggio di grande spiritualità. Non ho mai visto un'affluenza di gonfaloni e di sindaci come oggi, e questo non è sicuramente merito mio, ma è merito di questa grande figura che ha riunito intorno ad essa questa carica, questa voglia di esserci, anche in rappresentanza delle tante comunità che sono già giunte qui a Riese. Fino a ieri avevamo superato le 30.000 presenze e quindi stiamo vivendo un momento surreale in senso positivo del termine, quasi anche tanti che vengono ce lo dicono, chi ha la possibilità anche di percorrere il percorso che arriva qui dice è un momento di grandissima spiritualità per chi ha fede e anche per chi non ce l'ha. Un momento intenso ricordando quello che fu definito il pontefice della pace, messaggero di pace, pace di cui mai come oggi c'è così tanto bisogno. Io credo che oltre purtroppo ai grandi problemi di cui siamo tutti quanti ormai testimoni, credo che la pace si inizi a costruire a casa propria, anche nell'atteggiamento che si ha verso le altre persone, anche nei social, anche là avere un atteggiamento di apertura, di dolcezza, di gentilezza serve ad aiutare la pace. È un insediamento che ha lasciato Pio X. Secondo me il suo stile di sobrietà, di umiltà, di grande semplicità che ha sempre portato avanti da cappellano di Tombolo fino a diventare sommo pontefice è quello a cui noi ci ispiriamo e secondo me è quello che rimane di più della sua figura nella gente semplice, nella devozione popolare. E i pellegrinaggi sino al santuario di Cendrole saranno possibili sino a domenica con l'ultima giornata del ricco programma della Peregrinatio Corporis di San Pio X e la chiusura con la Santa Messa officiata dal cardinale Pietro Parolin.